Amici rosaneros, a Benerica dal vostro mago Meriddo, si è nata l'ultima partita di andata a Crotone contro Palermo. Con me in studio come al solito c'è Pietro Meriddo. Saluto a tutti i tifosi rosanero, a Monica è andata facciamo la fiesta. Salutiamo il nostro caro bordocampista Palozzo, caro nel senso che ci si occupa sempre nelle scampagnate. Sa Benerica picciotti, io se frendi i panielle, a ricampate la fine partita. L'arbitro è pronto, noi altri siamo assettati, comincia la partita. Calcio d'angolo per Palermo, cross in aria, sponda di Anderkovic, Hernandez si testa, gol, signor gioiello, 1-0 per Palermo. Ma che cos'è un diamante, un braccialetto d'oro, uno Swarovski? Pigliò l'ascensore per fare il suo gol. Rimessa laterale, palla in aria, passaggio in arriere, si rovescia Hernandez, fuori. Crotone in avanti, tira, il cane si rapivaipole, ha muttato pallone. Il cane si rapivaipole. Meriddo, che fa ora? Apriamo un po' una tona. Paolo nel scioccotetto che tagliamo Palermo in avanti con Barreto, passa all'affetti, tira fuori aria, gol, 2-0 per Palermo. Gol! Dylan Dog, spallongo l'affetti! Fece petto un tiro diretto Palermo Milano. Crotone in avanti, cross in aria, ci soppa l'attaccante, tira! Picciotti, ma signor Crotone! Ah, va, chiamo bicarbonato con panettone ne fece acido, ne fece. Appena essere i passole. E finisce la partita, nisciti i maglioni, i cappotti, i cosetti lana, macchionafra a 40. Prima in classifica! Meriddo, metti tu macchina perché siamo campioni no! Picciotti, io aspetto sempre con panichi panielle, un viscoidato sale. Amici telespettatori, grazie per averci seguito, tantissimi auguri di buon anno dal vostro mago Meriddo, da Pietro e da Paolo, che sia un 2014 tutto rosa.